Di Scajola cosa pensa? Ma le rispondo con una battuta. Sa, di uno che non si è accorto che gli hanno regalato una casa, pensi che si poteva accorgere del fatto che favorisse un latitante che aveva avuto una sentenza passata in giudicato per concorso esterno in associazione mafiosa? Il tema vero è che Scajola... Il suo avvocato ha fatto sapere che Scajola è sereno, che si Ma sarà serenissimo, per amor di Dio, ma sarà anche molto sereno. Io al suo posto starei anche molto preoccupato più che sereno, però in realtà lui ha messo sicuramente in conto rispetto a quello che ha fatto. Lui è stato ministro, ha avuto ruoli istituzionali importantissimi, è veramente a mio avviso uno scandalo che, se verrà accertato, ma la magistratura sta andando avanti, un uomo delle istituzioni abbia favorito la latitanza di un condannato, ribadisco, con sentenza passata in giudicato, peraltro diventato non a caso parlamentare di Forza Italia, abbia favorito la latitanza condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. E quello che dicevamo prima, rispetto a questo ci vorrebbero delle leggi che escludano certi soggetti dal poter accedere a cariche pubbliche. Invece nel nostro paese purtroppo queste leggi non ci sono e quindi sembra quasi il nostro sistema favorire chi al contrario non è onesto ma commette dei reati. Non siamo tutti uguali, questo lo vorrei dire, e l'Italia dei Valori è da sempre stata schierata a fianco dei magistrati.